Ma questa mozione nasce in seguito alle dichiarazioni, perché in realtà ancora non abbiamo chiaro quale sia diciamo, la direzione che vuole prendere il ministro Minniti in tema appunto di CIE o di strutture che riguardano appunto atte a contenere queste persone che poi devono essere espulse dal nostro paese. Ma per quanto riguarda il nostro gruppo, sia a livello nazionale ma anche qui in Consiglio regionale, poco importa quelle che sono le dimensioni che intendono dare, voglio dire, a queste strutture o il luogo dove intendono mettere in piedi queste strutture. Credo che ognuno di noi abbia ben presente che cosa significa il CIE, perché questa regione ovviamente fino a poco tempo fa ne aveva uno e lì in quella struttura insomma ci sono stati anni di storia e di storie di persone che sono passate lì dentro e che hanno passato anche dei brutti momenti all'interno di quelle strutture. Ci sono 7 anni, cioè anni di diritti umanitari calpestati, e non lo diciamo noi ma lo dicono sentenze della Corte Europea e Corte Costituzionale. Sono anni di manifestazioni delle associazioni alle quali molte delle persone che sono sedute qui dentro avranno anche partecipato, anni di interrogazioni, di ispezioni, di denunce e alla fine però si è riusciti a far chiudere la struttura del CIE che era presente a Gradisca di Sonzo, e hanno vinto quindi anche qui i diritti umanitari. Sono stati anni lunghi nella quale eravamo anche difficile sapere che cosa accadeva là dentro. Non si poteva entrare, c'era sempre qualche ostacolo per poter fare dei sopralluoghi, le notizie che uscivano da là dentro era o da qualcuno che ci aveva lavorato e quindi sapeva che cosa succedeva, oppure da quelle poche visite di parlamentari che riuscivano appunto ad ottenere l'autorizzazione ad entrare. Nel 2007 iniziò quella che viene un po' anche chiamata la stagione delle rivolte, e c'erano allora il CIE comunque conteneva 200 persone, quindi aveva anche un numero importante di presenze all'interno, che come qualcuno qui dentro, non so se tutti ma io personalmente sì, hanno potuto vedere come venivano trattenuti all'interno della struttura, ovvero all'interno di gabbie che erano circondate da dei pannelli di plexiglass, e il soffitto era una rete in sostanza. Nel 2011, dopo appunto rivolte interne, c'è stata la distruzione di una parte della struttura da parte degli ospiti, di quelli che erano trattenuti all'interno dei CIE, e si è passati da 200 posti che conteneva a 68. Da lì insomma anche questo credo che molti di voi forse ce li hanno a casa. L'ultima manifestazione che è stata fatta fuori dal CIE, io mi ricordo dei ragazzi che erano sul tetto e lanciavano dal tetto i contenitori delle pastiglie di psicofarmaci che gli venivano dati insomma durante le giornate di permanenza lì dentro, per in qualche maniera tenerli buoni e non reagire, o comunque stare il più del tempo ad oziare invece che muoversi. Dopotutto c'è stata anche la morte di un ragazzo che per scappare, per riuscire ad uscire da quella che
era una prigione, anche se in effetti una prigione non è. E dopo tutto questo finalmente si è riusciti appunto a chiudere questa struttura che appunto, come quello che ho detto fino adesso, credo sia già esaustivo per capire di cosa si sta parlando. Nel 2015 si era paventata la riapertura che, volevo ricordare, insomma, è stata fermata anche dalla volontà di questo Consiglio regionale, che il 27 gennaio aveva approvato una mozione a firma lunga, partita dal gruppo di SEL, di quello, insomma, che quella volta c'era ancora, da me, insomma, per il nostro gruppo, e anche da esponenti del Partito Democratico, che tra i vari impegni che tratteneva e teneva quella mozione c'era anche quello ben preciso di ribadire con fermezza la contrarietà ad una eventuale riapertura del CIE e in subordine ad una riconversione a Cara, cosa che però poi sappiamo tutti che è avvenuta in una notte da parte dell'allora prefetto, insomma, Zappalorto, che adesso è a Udine, prima era da noi, ma in una notte ha deciso che poco importava quello che aveva deciso questo Consiglio regionale, ma bisognava usare in via del tutto temporanea e straordinaria la struttura del CIE come Cara, ma tanto temporanea non è, perché ancora a tutt'oggi quella struttura viene utilizzata, nonostante non sia una struttura adatta ad essere utilizzata come Cara, viene utilizzata come Cara, e che rispetti le volontà, chiedeva quella mozione, della popolazione del Friuli Venezia Giulia, che rifiutano l'apertura dei CIE sul territorio regionale, ritenendo tale forma irrispettosa dei diritti umani. E poi c'erano anche altri impegni. E invece diciamo che a distanza di 3 anni da quell'impegno, da quella riapertura paventata, siamo di nuovo qua a discutere di strutture che dovrebbero essere appunto contenere le persone che in attesa di espulsione dal paese, e appunto, come dicevo prima, poco importa se sono CIE, mini CIE, 60, 100, 20, quanti sono, è proprio la struttura di per sé che è inadatta a poter risolvere questa situazione, e da qui che nasce la nostra mozione. Noi non ci stiamo a questo tipo di proposta che paventa, insomma, nuovamente il ministro Minniti, e a distanza di 2 anni, perché era il 27 gennaio, siamo il 31 gennaio del 2017, siamo qua a chiedere di nuovo a questo Consiglio regionale, che questo Consiglio regionale si esprima per sulla contrarietà della riapertura della struttura CIE nella nostra regione. Come dicevo prima, i CIE, per sentenza della Corte europea e della Corte Costituzionale, sono limitativi della libertà delle persone e sono mortificazione della dignità dell'uomo, e questo appunto lo scrivono le sentenze, e il rapporto che aveva fatto il Senato ancora nel 2015 li definisce come dannosi e inutili. Questo è anche quello che chiedono le associazioni che ogni giorno si occupano insomma, degli immigrati, e lo hanno fatto lanciando un appello promosso dalla rete Accoglienza Friuli Venezia Giulia, e quindi noi abbiamo pensato che dopo 2 anni da quella data e da quella vittoria che eravamo riusciti ad ottenere, visto che si riparla di nuovo di CIE, abbiamo fatto questa mozione per impegnare la Giunta ad esprimere in ogni sede, in particolare in seno alla Conferenza Stato-Regioni, la contrarietà all'apertura di nuovi centri di identificazione e di espulsione o alla riapertura e riconversione delle strutture già esistenti. Grazie.